Miss Topolini, il concorso più chiacchierato dell'estate. Io sono Rocco, sono qui per presentarvi tutte le ragazze che anche in questa sesta edizione stanno tentando la fortuna e si stanno iscrivendo, come la nostra bellissima ragazza qui presente, l'aspirante Miss numero 39, nome e cognome? Cagliari Lorella. Bene, allora, che begli occhi, insomma, che hai, molto intensi. Tra l'altro mi fa cenno Mattia se possiamo parlare un po' più, no? Più ad alta voce. Parlami un po' di te, dai, chi sei, cosa fai? Io ho 16 anni e faccio il liceo d'Annunzio biologico e da grande vorrei diventare un medico, quindi fare l'università di medicina e sì, sperando. Insomma, un percorso molto lungo, molto impegnativo, ti auguro davvero di realizzarlo. Brava, brava. Io quando sento ragazze giovani che vogliono realizzare dei sogni così importanti le sostengo sempre. Però insomma, sei a Miss Topolini, ti sei iscritta, ecco, cosa sogni? Anche una carriera al di là della medicina, di modella professionista? Sì, infatti anche quello mi piacerebbe molto, infatti mi piace la moda, tanto, veramente tanto. Io ti faccio una domanda, così, dovendo scegliere uno stilista per il quale sfilare, quale sceglieresti? Così, distinto. Valentino, il grande Valentino. Bene, sei golosa? Sì, molto. Parliamo un po' allora di cibo. Qual è il tuo cibo barra pietanza preferita? Gli omelette. Le omelette. Ma salate, dolci? Dolci con la Nutella. Con la Nutella. Va bene, sei golosa allora, sei golosa, tanto golosa. Ultima domanda, fidanzata? No. L'estate ci si tiene liberi. Brava. Beh, giusto, bella politica, assolutamente vero. Allora, senti, quella della telecamera, insomma, arriva nel cuore degli amici di Miss Topolini. Fai un saluto. Saluto tutti quelli che mi stanno seguendo e se volete votatemi. In bocca al lupo. Crepi.